per essere qui in questa nuova sala di Grand Central che da qualche mese ospita il festival letterario Grand Central Literary Festival. Volevo capire un po' da te, tu mi hai parlato un po' della tua vita, mi hai detto che sei sempre riuscito a lavorare sia in banca che nel mondo del calcio, volevo capire un po'. Ho avuto 26 anni, mi sono fatto il patentino di allenatore, già lavoravo in banca e quindi ho cominciato ad allenare, e l'allenamento nei dilettanti è di sera e quindi ti occupa tre sere alla settimana. Più la domenica e quindi sì, sicuramente non sono stato sempre presente in quelle ore, non potevo essere da due parti, quindi a casa o facevo una cosa o facevo un'altra. Comunque la voglia, la passione del calcio mi ha sicuramente aiutato ad affrontare questo doppio impegno. La velocità della palla è molto diversa nel calcio rispetto al basket e quindi se io do due compiti a un giocatore è difficile che riesca a farli perché si concentra su uno e perde l'altro, e quindi nel calcio lo trovo molto difficile, anche se qualche giocatore riesce a farlo, ma è una qualità singola più che un discorso generale. E professionalità, anche la prossima volta sarai tu il protagonista di un evento e qualcuno ti intervisterà perché anche da te c'è un mondo grandissimo da scoprire. Grazie a tutti, grazie Giovanni e buon proseguimento.